Nel dopo partita di domenica scorsa, in occasione della terza vittoria di fila ottenuta dall'Akragas con il Noto, il presidente biancazzurro Salvatore Laporta ha dichiarato soddisfatto che la posa delle Torri Faro sarà presto una realtà, indicando come inizio dei lavori proprio questa settimana. Una bella notizia ed entro qualche giorno dunque la ditta aggiudicatrice dei lavori impianterà il cantiere per realizzare quanto contenuto nel progetto, un sogno che arriva dopo decenni di attesa e in un momento importante per la rinascita del calcio agrigentino. Ad avallare questa anticipazione l'ennesimo sopralluogo fatto lunedì scorso dal personale della ditta consorziata esecutrice Altea SRL di Favara, designata dal consorzio stabile Phoenix Scarl di Bologna, che si è aggiudicata i lavori per un importo con relativo ribasso del 16,228 ammontante a circa 652.726 euro e finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione. I lavori previsti prevedono un nuovo sistema di illuminazione a LED per un campo e tribune, tecnologia domotica per la gestione dei consumi, impianto fotovoltaico con accumulo, infine impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria ed efficientamento dell'irrigazione del terreno di gioco. Ma occupiamoci ancora di calcio e parliamo delle categorie minori. Nel torneo di prima categoria Girone B, l'Embedoclina perde il confronto sul campo del Prizzi per 1-0. Vince con il minimo scarto l'Alessandria della Rocca, che riesce a piegare con un po' di sofferenza il Villabate grazie ad un rigore trasformato al 60° dall'attaccante Agnello. Rotondo successo del Cenciana che piega 4-0 la resistenza dello Sporting Termini grazie alla tripletta di Alessandro Bongiovi e al gol di Angelo Gallo. In classifica generale le due capolista sono entrambe agrigentine. Stiamo parlando di Cenciana e di Alessandro La Rocca. Nel campionato di seconda categoria Girone B e concludiamo, il Bovo Marina Montallegro liquida la pratica Saraceno San Giovanni Bosco con un netto 4-0. C'è gloria anche per il River Platani che sul campo del Città di Giuliana ottiene un'affermazione per 3-4. Torna a vincere anche il Favara Calcio per 1-0 in casa con il Campo Felice di Roccella.